perché da un po' che non sentiamo più Michele, ci siamo trovati l'ultima volta lì che gli avevo regalato l'autoradio, che stava male, poretto, aveva l'influenza e dopo non si è più sentito. Ho detto, aspetta che toccando ferro che non sia morto, insomma, sentiamo. Magna... Oh! E ora non tossiamo. Ciao! Can del porco. No, ho detto, ma... no, se ven preoccupare perché te si andava via con l'influenza e dopo non te ven più sentire, ho detto che... Perché... Vabbè, era solo influenza comunque. No, beh, guarda, ho smesso di fumare 3 settimane che non fumo e che ben che stavo. Immagine. Un fiato di tosse, fai bronchite, però dai, il resto tutto pinco. Vabbè, roba normale dei stagioni, insomma, dai, niente. No, è tutto al catarro che dobbiamo arso. Buon, cazzo. Sì, vorrei tanto anche a me, ma t'ha visto 2 settimane dopo, ciao. No, guarda, ci sta bene, Yuri. Una volta che ti hai smesso di fumare, guarda... Lo so, ma già dopo una settimana te vede la differenza, però... mamma mia, guarda. Cazzo, 2 settimane vai via e zocca, non riesce. Bisogna che ti metti. Sì, no, beh, riproverò ancora più volte, che magari anche quella, però, cazzo. Dai, porca. Ti diciamo la salute dopo. Lo so. No, ti quella giovane, tipo come fanno, ma mica so vecchio. Giovanissimo proprio. Ti hai sto cazzo di video. Mi ha fatto sembrare un vecchio pensionato. Ma va, gli era gli effetti dell'influenza. Utile per l'economia, perché sì, sono utile per l'economia, sì, metto per culo gli organi. No, perché le pensionato, ti vedi cerca di cantieri. Ma a parte quello, ma le gente che spende un casino di skate, droga e alcol, tipo sto sistema te che fa vedere che basta zappare l'influenza e risparmia un casino di skate, tu capivo? E forse anche gli guadagna di salute, forse, adesso non so. Su di mesi, ok, non ho capito. Beh, ma gli esperimenti scientifici sti qua, tu capivo? Sì, cioè, te sei un contributo all'umanità, cazzo? Sì, un contributo, so. Dove sei tirare? Purtroppo so in un parcheggio di un centro commerciale. Sì, perché stamattina avevo il dentista. Dopo ai 5:30 andare a parlare col falegname, che le qua a 90, te sai che le 90. Quindi se non ha 90 ho detto, non ha senso che mi muove, quindi stai qua. Buon aspetta che ho una chiamata sotto. Dai, Singara! Te guina! Oro! Ciao bel! Ciao Singara! Ciao Bielo! Ciao! Throw on your 40s and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hey, lift on the party wave. Let's take over the other way. Hey, lift on the party wave. Look, take it. He's taking it better. Don't be clucked by the cleanup set. The overhead pumping surf. Getting work is part of the fun. De prima mattina. White House donuts, Muller, Rip. Hanging loose on the party wave. Let's take it over the other way. Hanging loose on the party wave. Most tainted. He's making it better. He's freaking out the bass. The crews are all confused. The boogies have a garbage view. He's scared off all the bass. The Barney's gonna spew. Boogie boarders have a challenge view. Anyone got some extra gear? Board shorts, cargos, full wet suits.
Insomma Italia, vabbè, adesso sono qua fuori dal falegname, fra mezz'ora, 3/4 d'ora circa entro, ma parliamo di cose più importanti. Il CP, poretta, è in un momento proprio critico, cioè io l'ho presa subito, i primi sintomi di pancreatite, l'ho portata subito al veterinario, subito abbiamo iniziato a cambiare alimentazione e adesso abbiamo saltato dal misto crocchette da skei e umido da skei, solo umido da skei. Ovviamente il pasto, come già dicevamo, diviso in 3 giorni, in 3 giorni, 3 volte al giorno, e mi ha vomitato prima, poi si è rimangiata subito il vomito e adesso vediamo. CP, infatti la vedo un pochino giù, anche ieri sera non aveva voglia di uscire, se dici CP andiamo, salta, e mi guardava come per dire devo proprio, no? E niente, le si sta dietro così, insomma, anche perché le sto dando umido al top, cioè al top, insomma roba di altissima qualità e solo umido, quindi insomma adesso vediamo che pian piano si rimetta in qua. C'è un super camper di là, lo vedi in nero, è che c'è un Doberman di guardia e io sono qua col CP, e quindi sì, non è il caso di avvicinarsi, però è una roba immensa, deve essere, sembra un'altra specie di top group, non vedo le scritte top group, però lo vedi che è un motorhome molto artigianale, strafigo, enorme, minimo patente C, minimo, guarda che roba, lo vedi lontano, perché non posso fare altrimenti, c'è il cane. Vabbè, finché il CP non mi rista un po' meglio, adesso non è che ho tanto entusiasmo di far video, quindi CP, ti sei tirata su apposta, la mia stellina bella, Pipì, cara, guarda che ha la faccia un po', Stella, andiamo a fare giro adesso, andiamo a fare giro, bel giro, io e te andiamo a fare giro, andiamo a fare una cacona qua in giro, dai, proviamo. Eccolo. Vai Sigari!